Bersaglieri, attenti! Medagliere provinciale di Venezia. Adesso quindi consegniamo il medagliere ai bambini, ai ragazzi delle scuole di Sumaga e di Lugugnana, le scuole della quarta e quinta. Vorrei 2 bambini di queste classi. 2 e 2. 2 e 2 di Lugugnana. Eccoli qua. Allora facciamo entrare dentro il medagliere. Vedete qua. Vedete qua. E la consegniamo. Prova. E la consegniamo. Bene, gentili signori, buon pomeriggio, benvenuti qui in Piazza della Repubblica a Portogruaro, dove inizia la prima fase di questo raduno interprovinciale dei bersaglieri in occasione del 50° della sezione di Portogruaro, con questa prima cerimonia nella quale praticamente il medagliere provinciale dei bersaglieri viene consegnato per essere custodito questa notte dai bambini delle scuole elementari di Sumaga e Lugugnana. È un gesto simbolico che viene fatto in questo pomeriggio, poi il programma proseguirà con il concerto della fanfara di Ceggia qui sul palco che vedete pronto, inizio intorno alle ore 17. Il programma della manifestazione avrà il suo culmine domani mattina con l'ammassamento qui alle 8:30, i bambini riconsegneranno il medagliere dopo averlo custodito in questa notte e ci sarà poi appunto la Santa Messa in Duomo e la sfilata per le vie del centro di Portogruaro. A suggerire questo momento sicuramente la parola al sindaco della città di Portogruaro, Maria Teresa Senatore, qui presente in questo importante momento. Prima però il bersagliere. Ok? Scusate un secondo, prima vorrei consegnare a questi bambini quello che hanno fatto per essere qui, una cosa molto importante. Un secondo solo. Sì, vengono consegnati 2 attestati alle 2 classi, alle quarte e alle quinte, proprio per consegnare un documento che rimarrà poi come ricordo di questo importante impegno. Nei raduni importanti dei bersaglieri spesso succede questa cosa, il medagliere, che è considerato sicuramente lo strumento più importante, il ricordo più importante dell'associazione, viene consegnato appunto a delle scuole, dei bambini, per essere custodito durante. Adesso vorrei che leggesse la motivazione di questa cosa. Allora io dico a questa bambina. La motivazione di questo. No, è già scritto qui. Ecco, la motivazione di questa bella cosa è attestato di fedeltà conferito alle classi quarta e quinta della scuola primaria Giuseppe Mazzini di Lugugnana di Portogruaro. Questi alunni ultimamente ai loro genitori e ai loro insegnanti siano portavoce dei nostri valori bersaglieschi che onorano il nostro cappello piumato ed il corpo di bersaglieri, il presidente provinciale. Adesso vorrei anche questo piccolo attestato accompagnato da 2 righe che il nostro amico qui leggerà adesso. Lettera aperta ai ragazzi delle classi quarta e quinta Giuseppe Mazzini di Lugugnana e di Sumaga. In qualità di presidente provinciale dell'Associazione Nazionale dei Bersaglieri, desidero qui esprimervi quanto segue. Il vostro bersaglierismo, i veri valori, la vera storia che onora tutti noi, che portiamo il cappello piumato, sono stati edificati dai nostri nonni e dopo di loro dai nostri padri, nonché da tutti coloro che hanno vissuto le atrocità di tante battaglie, la felicità di molteplici vittorie e l'amarezza di gravose sconfitte. Noi oggi siamo solamente i rappresentanti ed i continuatori di questi valori. Spetta a voi ragazzi fare in modo che in futuro tutto ciò non cada nell'oblio.
e trasmettere alle future generazioni questi nostri grandi pregi. Per quanto farete in questa direzione esprimo sin da adesso il più profondo ringraziamento mio personale e della nostra associazione tutta.